amici, ben ritrovati. Antica Fiera di San Gregorio, 11, 12, 13 marzo. In nostra compagnia è il sindaco di Valdobbiadene, il dottor Fregonese Luciano. Ben ritrovato sindaco. Finalmente si riparte, confermando, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che il Made in Italy, il Made in Veneto, l'enogastronomia italiana nel mondo fa exploit. Grazie, benvenuti a tutti. Sì, finalmente ritorna l'Antica Fiera di San Gregorio oggi, sabato, è già in fase di allestimento, c'è già una importante presenza di visitatori persone. Oggi pomeriggio lo sarà ancora di più, il clou sarà domenica e poi lunedì, domenica con l'inaugurazione alle ore 11 con il Presidente della Regione Luca Zaia. Ci sarà anche un video messaggio di saluto del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e altre autorità. E negli interventi, nei saluti, sarà appunto rimarcata l'importanza del Made in Italy, dei prodotti di qualità. Insomma, Valdobbiadene, non servirebbe dirlo, ma certamente è un'eccellenza al mondo per il Valdobbiadene di OCG, Prosecco Superiore, ma anche per le piccole produzioni locali. Qui in Piazza Marconi le vediamo in mostra. E qualità anche del paesaggio, qualità della vita. Ecco, è un messaggio che l'Antica Fiera di San Gregorio ha sempre voluto dimostrare negli anni in maniera sempre più forte, e oggigiorno, con la forte necessità di tutela dei prodotti di qualità anche nei confronti dell'Europa, ecco che è chiaro a tutti quale sia l'importanza nel dare messaggi concreti. L'Antica Fiera di San Gregorio è una grandissima occasione per lanciare messaggi concreti su cosa significhi il Made in Italy, la qualità dei prodotti enogastronomici, la qualità di un territorio riconosciuto patrimonio dell'umanità. A proposito di lanciare un messaggio, San Gregorio non solo questi 3 giorni, ma un parterre che va avanti da 15 giorni di convegni, mostre e quant'altro, proprio per trasmettere questo messaggio. Certamente San Gregorio, con i riflettori puntati a livello sovracomunale e sovraregionale, è un'occasione appunto per fare nei giorni precedenti, nei giorni successivi, diciamo fino a fine marzo, una serie di incontri e convegni sui temi di principale interesse nel mondo agricolo, principalmente. Insomma, la convegnistica attraverso le associazioni di categoria agricole, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, sono molto importanti, e i primi incontri fatti hanno visto partecipare centinaia di persone. Segnalo un convegno importante il 16 marzo alle 20:30. Sarà un convegno con l'Università di Padova e il Consorzio di tutela del Prosecco Superiore di OCG sul tema dell'acqua in agricoltura, con delle illustrazioni di uno studio che l'Università di Padova sta facendo, commissionato dal Consorzio di tutela, proprio per andare a individuare e studiare dei sistemi di micro raccolta dell'acqua piovana per sopperire alle carenze idriche che sono sempre più frequenti. Quindi convegni di assoluto interesse che aiutano alla crescita del nostro territorio. Noi come Proloco siamo presenti in tutta Italia con 6.300 sedi. Stamattina qui a Valdobbiadene abbiamo avuto modo di partecipare all'inaugurazione dello IAT, l'ufficio di turismo che è stato istituito qui a Valdobbiadene alla presenza del governatore Luca Zaia. Teniamo presente che qui in Veneto le Proloco gestiscono questi uffici di informazione turistica. Noi siamo qui grazie all'invito del comune di Valdobbiadene, nella persona del sindaco Luciano Fregonese. Noi portiamo il nostro contributo, ormai è il 3° anno che siamo presenti come Proloco di minori in rappresentanza dell'intera costiera amalfitana. Portiamo il nostro prodotto principe, che è il limone.
Diciamo che questo è scaturito da un accordo di amicizia, un patto di amicizia tra il comune di Valdobbiadene e i comuni della costiera amalfitana, Minori, Conca dei Marini e Furore. Portiamo i nostri prodotti, così come qui a Valdobbiadene il padrone, il principe è il prosecco, il nostro è il limone che abbiamo qui allo stand presente in Piazza Marconi. Siamo del corso professionale agrario e quindi appunto ci dedichiamo all'attività agricola e oggi qui in fiera ci siamo dedicati a vendere i prodotti che i ragazzi fanno durante le ore di pratica nella nostra scuola e quindi vi aspettiamo qui alla nostra casetta, al nostro stand. Ci diceva poc'anzi, a microfoni spenti, qui durante tutte queste 2 giornate gli alunni si sono dati il turnover per vendere i prodotti. Qui accanto ci volevi presentare una tua allieva. Sì, lei è Laura, è di terza appunto del corso professionale agrario e adesso ci dirà quello che vendiamo, che proponiamo a tutte le persone che verranno a trovarci oggi qui nel nostro stand. Laura, ben ritrovata, so che sei un po' timida, un po' emozionata perché poc'anzi ne parlavamo anche ai microfoni spenti, però a te l'onore e l'onere di presentare a tutti i telespettatori cosa proponete per promuovervi negli studi. Grazie, noi proponiamo alla gente che verrà a trovarci le primule e anche i sali aromatizzati con le aromi coltivati da noi in Villa Lauri e i terrarium e il sapone che è la new entry di quest'anno. Laura, siamo tra noi, non ci ascolta nessuno, come sta andando? Insomma dai, un po' così, cercheremo di... State dando il meglio? Sì, dai, stiamo dando il meglio. Ecco Laura, ti lascio ai tuoi impegni di vendita, ritorno con la professoressa. Professoressa, se avesse 2 minuti davanti alle telecamere per invitare tutti i nuovi alunni delle medie che escono dal percorso scolastico ad entrare nel vostro percorso scolastico, a lei la telecamera. Allora, sicuramente per chi è interessato a lavorare con le piante e gli animali e che ha questa passione, l'Istituto Professionale Agrario dell'Isis Verdi è sicuramente un corso valido per mettere in pratica e vedere i risultati del proprio lavoro. Vorrei anche inoltre ringraziare il Comune perché ci appoggia e tutte le realtà aziendali del territorio con cui collaboriamo, proprio perché il nostro target è quello di lavorare in sinergia con le realtà, le aziende locali. Innanzitutto grazie per la splendida accoglienza e buongiorno a tutti. Sì, Valdobbiadene è entrata nei nostri progetti grazie all'idea di un amico, ad una conversazione con un amico, all'epoca componente tra i più attivi della Proloco di San Gregorio Magno, Gennaro Robertazzi, con il quale ci siamo detti perché non aprire i nostri orizzonti e lasciarci conoscere e conoscere. Ed ecco che abbiamo pensato a Valdobbiadene. Abbiamo cercato alcune informazioni su questo territorio sul web, abbiamo scoperto tanti punti comuni, in primis il nostro santo patrono, e allora abbiamo contattato all'epoca il presidente della Proloco, Alessandro Tonella, e successivamente attraverso un viaggio di piacere ho avuto appunto casualmente il piacere di incontrarlo di persona e da un bellissimo confronto è nato questo progetto. Sono passati 5 anni ed eccoci qui, finalmente stamattina abbiamo sottoscritto il patto di amicizia. Stamattina nella conferenza stampa ricordavi che nel triangolo immaginario Minori, che è la nostra altra partnership di patto di amicizia, San Gregorio e Valdobbiadene, ecco, una cosa sì nata magari per casualità, ma poi sono le persone che dovranno portare avanti quello che potrebbe essere
un progetto di sviluppo economico per tutti e tre. Sì, noi siamo a circa 100 km da Minori, per intenderci, però i nostri territori sono caratterizzati da ricchezze e da bellezze completamente distinte. La costiera amalfitana è un po' la punta di diamante della Campania, se non d'Italia, ed è una bellezza rinomata e gettonatissima, con un'affluenza turistica incredibile. Nel nostro caso invece offriamo bellezze legate ad un'antica autenticità, quella autenticità tipica dei piccoli borghi. Il nostro è un borgo medievale con delle caratteristiche particolari, e quello che offriamo oggi, oltre alla tranquillità, alla serenità, all'atmosfera unica di un piccolo borgo medievale, è la possibilità di degustare ancora prodotti genuini, sapori antichi, che è difficile trovare, ecco, in un contesto cittadino dove ormai regna la larga distribuzione. E allora ci siamo detti, abbiamo una grande utenza turistica a pochi chilometri, la costiera appunto, perché non portare i turisti a conoscere anche l'entroterra campano, che offre bellezze altrettanto sorprendenti per chi non ha avuto nella vita il piacere di nascere o di conoscere per vie traverse un territorio come il nostro. E ci sono tanti comuni nella nostra area che offrono bellezze altrettanto interessanti, quindi l'idea sarebbe di mantenere rapporti con Valdobbiadene e instaurare una serie di progetti che ci portino a valorizzare la nostra terra e i nostri produttori, e nel frattempo creare dei pacchetti turistici che dalla costiera accompagnino visitatori nazionali e internazionali a conoscere anche ricchezze culturali che appartengono all'entroterra campano, un entroterra che se non attraverso una guida mirata è difficile da conoscere. Sicuramente sì, un grazie soprattutto per la grande ospitalità che Valdobbiadene da sempre ormai ci rinnova a noi amici minoresi. Io sono qui proprio a nome di tutta l'amministrazione comunale e della città di Minori per ringraziare quanto si sta investendo in termini di amicizia, di relazioni. Noi abbiamo tre cose in comune: abbiamo un territorio da preservare, un prodotto da promuovere e garantire e un portato di cultura che è sempre più importante implementare, rinnovare e far sì che i territori possano con lo scambio arricchirsi vicendevolmente. Quindi ecco, noi siamo qui con questo obiettivo e penso che sia ben oggi rappresentata un po' da tutte le amministrazioni presenti qui a Valdobbiadene. Lo ricordavamo anche questa mattina durante la conferenza stampa, lo ricordiamo a tutte le amministrazioni che abbiano intenzione di intraprendere il percorso di gemellaggio, di patto di amicizia. Questo patto non nasce solo per un volere economico, ma tante volte, come stesso Minori, per una voglia di cultura, di crescere insieme. Noi abbiamo un esempio tangibile, laddove, ecco, grazie al professore Maurizio Ruggiero, che ormai è un cittadino di Valdobbiadene ma con origine della costa d'Amalfi, che con la sua sperimentazione del teatro instabile di Valdobbiadene ha fatto sì che c'è uno scambio culturale in ogni estate minorese, con la possibilità di poter rappresentare, ecco, un'opera teatrale all'interno del nostro contesto minorese. Quindi questi sono esempi proprio best practice, noi diremo, dove c'è l'innovazione nella tradizione, come caro dice il nostro sindaco Andrea Reale, che porta sicuramente, io porto i saluti suoi, e ovviamente questa è la testimonianza che si va oltre il patto amministrativo, ma un investimento sulla comunità affinché i cittadini possano giovarne del patrimonio che si arricchisce sempre di volta in volta con il gemellaggio. Assessore, l'ultima cosa, come abbiamo fatto con il suo collega di San Gregorio Magno, anche a lei 2 secondi davanti alle telecamere per invitare tutti i valdobbiadenesi, ma tutti i telespettatori, a venire nelle vostre bellissime terre a visitarli. Ecco, un altro elemento in comune è il nostro patrimonio UNESCO. La costiera, oltre ad essere bella come Dio ce l'ha consegnata, sicuramente c'è accoglienza a 360 gradi e quindi c'è un benessere a tutti gli effetti. Quindi noi aspettiamo che i valdobbiadenesi vengano tutti a Minori, dai minoresi. Grazie. A lei, grazie a voi.
Vi aspettiamo con un calore che vi sorprenderà di sicuro. Tra l'altro vi suggerirei di venirci a trovare ad agosto durante la nostra manifestazione più importante, Baccanalia. Abbiamo un borgo medievale caratterizzato da circa 600 cantine scavate nella roccia che durante una settimana ad agosto aprono le porte ai visitatori e si trasformano in piccole osterie. Potrete assaporare i sapori di un tempo, potrete immergervi in un'atmosfera surreale, ecco, fatta di musica popolare, canti, balli, luci soffuse, profumi straordinari, assaggiando un buon rosso, non ci permetteremo mai di proporvi un bianco, e lasciandovi soprattutto travolgere da uno spirito di amicizia che vi permetterà di portare a casa una bellissima esperienza. Sarete sempre benvenuti. Certamente vi ringrazio per la possibilità di invitare tutti i vostri telespettatori all'antica Fiera di San Gregorio domenica e lunedì, ma l'invito è esteso qualsiasi giorno dell'anno perché Valdobbiadene e i valdobbiadenesi hanno sempre saputo dimostrare una grande accoglienza verso chi ci viene a visitare, e quindi per noi sarà un piacere ospitarvi e trascorrere con voi qualche ora, qualche giorno in simpatia e poter dimostrare quanto bello è il nostro territorio, il nostro paesaggio, i nostri concittadini.